Ciao amici, bentornati sul canale, benvenuto a chi è nuovo. Oggi un'altra piccola passeggiata. Oggi siamo in cima al Nevegal, partenza presso il ristorante La Casera, in cima proprio alla fine della strada. Vi lascerò come sempre la traccia GPS e la posizione della nostra partenza. La nostra destinazione è il rifugio Col Vigentin. Partiamo e vediamo come andrà la giornata. Il tempo è un po' nuvoloso, un po' incerto, ma va bene. Andiamo e vediamo cosa vedremo e cosa riusciremo a trovare. Ciao! Partendo dal ristorante La Casera, imbocchiamo il sentiero 2000 che porta a queste tre destinazioni. Qui è l'arrivo degli impianti sciistici del Nevegal. E qui chi c'è? La tetta. Tetta, saluta in camera. Ecco, diciamo che lì sotto, in una giornata limpida, ci dovrebbe essere il lago di Santa Croce, che ovviamente noi non potremo vedere. Arrivati qua al bivio, si prosegue per uguale Malga Faverghera, 20 minuti. Vabbè. Diciamo che, tolti i pochi alberi che ci sono, è un paesaggio abbastanza lunare. Brullo, un po' di sassi che spuntano. Lì ci deve essere la prima casera, le varie antenne e un po' di neve. Arrivati alle prime due maghe, sulla destra ho notato un piccolo foro. Onestamente non so se fosse una trincea, se fosse cosa, però immondizie come se piovesse, come al solito. Qui c'è un bel palo di sostegno, potrebbe essere pericoloso, non lo so. E qui sotto c'è un bel buco che finisce lì, potrebbe essere pericoloso andare fin sotto, non lo so. Adesso vediamo un attimo.
pezzi di ferro, lamiere, e il buco qua si chiude. Cosa fosse questa mezza grotta non lo so, però meritava togliersi questo sfizio. Qua cominciano un po' le formazioni di stallattiti, stalagmiti. Beh, forse è meglio tornare fuori. E come Dante, e fu così che riuscimmo a rivedere le stelle. Le stelle no, ma le nuvole sì. Nuvoloso! Lì sotto c'è il lago di Santa Croce, che stranamente l'ho visto abbastanza pieno di acqua. Oh, piccola inserto stile quark, super quark. Come potete vedere, in questo periodo dell'anno i prati sono pieni di questi fiori qua, denominati crocus. Bisogna fare attenzione, perché la gente che non sa, e lo so perché in valle vicino dove ho la casa io anni fa gente è stata male, è quasi morta, la gente li scambia per zafferano selvatico. Assolutamente no, questi fiori qua hanno gli stessi più o meno pistilli dello zafferano, sono bianchi e viola, ma sono velenosi, quindi non mangiate le cose che non conoscete. Stay safe. Barrettina in mezzo alla nebbia, alle nuvole basse, tanto per spezzare un po' la fame. Amici, guardate che iper panorama, non si vede uno beep. Che bella la natura, si sentono solo gli uccellini, non si vedono ma si sentono. Per mangiare? On the cresta, on the cresta of Nevegal.
Ciao. Madonnina. Io ho dei pantaloni così. Basta comprarli. La Consuelo vuole un paio di pantaloni tennici, quindi se avete qualche consiglio da darci scrivetelo nei commenti. Pantaloni tennici da donna. Grazie. Questa è l'Erica. Ed eccoci qua. Dopo circa un'oretta e mezza di camminata tranquilla, con dislivello light, siamo arrivati al rifugio Col Vigentin, altezza 1764. Poi al ritorno farò la traccia con Strava o Relive, perché all'andata mi si è imputanato tutto e l'ho persa, quindi vedrete la traccia al contrario, dal rifugio alla macchina. Adesso mi sa che tiriamo fuori un paninetto e ci rifacilliamo. Bene, è il momento del paninetto. Porco mio, perché è porchetta, ma quando l'ho comprato è scivolato fuori dal sacchetto e ha toccato per 2 secondi la cassa, e quindi non vogliamo contaminare la Consuelo, quindi mangiamo noi questo qua. Praticamente questo qua è un paninetto che adesso ve lo mostro, uno dei 2 gusti che ho preparato per oggi. Praticamente questa qua è velo di maionese sopra e sotto sulle 2 fette di pane, e poi abbiamo dentro porchetta trevigiana e zucchine fatte alla piastra. Molto buono, consiglio. Buon appetito. Secondo spunto per il paninetto, questo qua è pancetta coppata, pomodorini secchi e stracciatella, un po' più niente, è buono come l'altro, provatelo anche questo. Cheers! Ovviamente accompagnato con una birretta a Castello, nostrana. 5 minutes later. Servono grappette, tutte graspe. Un posto strano. Vin brûlé analcolico, crostatina. Io ho mangiato un pezzetto di strudel. Direi che sulla strada di ritorno la situazione meteo è anche peggiorata, visibilità non più di 10-15 metri. Vabbè. Comunque ho scoperto che Relive senza internet non va, quindi non metterò la traccia. Vabbè. Ciao. Amio, che panoramio! Si vede un agno! Andiamo avanti perché comincia a tonizzare, detto in italiano, a fare tuoni. Comunque questo sentiero qua con una giornata limpida deve essere una figata fotonica, perché dovrebbe esserci, tornando indietro, a sinistra di qua
provincia di Belluno, e a destra di qua provincia di Treviso. Qua sotto ci dovrebbero essere i laghi del Lago Morto, il Lago del Morto e il lago di Santa Croce, e di qua invece si dovrebbe vedere tutti quanti i paesetti in fondovalle, ma ovviamente nebbia in Valpadana. E fu così che una volta ogni tanto le previsioni non sbagliano. Ore 2:35, addirittura con un'ora di anticipo, è cominciato a piovere, quindi ultimi 20 minuti, mezz'oretta sotto l'acqua, sgocciola, impermeabile, K-Way e via così, sotto l'acqua. Adesso ci inquadra. Eccolo qua, finalmente il tempo un po' di clemenza ci fa vedere anche il lago di Santa Croce dall'alto. Guarda che meraviglia. Guarda. Amici, si conclude qui anche questa piccola avventura di oggi. Un'ora e mezza andare, un'ora e mezza tornare, relativamente poco dislivello, tempo così così, col sole deve essere tutta un'altra cosa, perché tutta la parte in cresta deve essere fighissima da vedere da una parte. Buona salute, salute, salute. Bene, ci rivedremo in un altro video. Ciao!